Eccoli i predoni dei bar e delle sale slot, banda di romeno e moldavo da oggi agli arresti. Agivano con la tecnica ricognitiva e poi assaltavano i locali sempre con lo stesso modus operandi. Oggi sorpresi nel sonno all'alba nel blitz dei carabinieri con oltre 60 uomini impegnati in seguito all'indagine condotta dal procuratore aggiunto Stefano Ancillotto. La banda da maggio 2016 aveva messo a segno 25 colpi in locali del Veneziano e del Padovano e ripetuti con cadenza settimanale. Oltre 130.000 euro di guadagno al netto, cioè di soldi in contanti, e voi considerate però il danno subito, l'enorme danno subito dai proprietari degli esercizi commerciali, che si vedevano costretti anche a dover poi anche riparare tutto ciò che veniva devastato. Le spaccate a Mestre e Marghera e lungo tutto l'asse del Milanese, Mira, Zianigo, Santa Maria di Sala, Pianiga, nella Venezia orientale, a San Donà Musile e quindi nel Padovano, a Campo San Piero e Campo d'Arsego. In carcere un moldavo di 45 anni e 3 romeni, rispettivamente di 28, 31 e 30 anni, quest'ultimo pure papà di un bimbo piccolo. Tutti con casa Mestre, di cui uno in centro storico, tranne il quinto, che invece abitava a Borgoricco, un trentenne finora incensurato. Tutti avevano anche reinvestito i loro proventi nei paesi d'origine. L'appello dei carabinieri a denunciare ogni tipo di reato predatorio e non soltanto. Questa è la dimostrazione che invece con l'impegno, con la determinazione e la collaborazione di chi ci ha aiutato a ricostruire queste fasi di questa organizzazione criminale è la dimostrazione che queste persone verranno punite.